Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Oggi interrogatorio di convalida della donna che a Mister Bianco ha lanciato la figlioletta di 7 mesi dal balcone. Disperata ha ammesso tutto. Unico testimone sarebbe stato il figlio di 7 anni che avrebbe cercato di fermarla. I funerali di Salvatore, Andrea e Massimo uccisi a Monreale. La rabbia dei familiari, chiediamo giustizia ma non abbiamo fiducia nello Stato. Proseguono le indagini alla ricerca dei complici di Calvaruso. Ad Augusta, nel Siracusano, 2 giovani agenti di polizia municipale aggrediti per una multa con calci e pugni. Gli aggressori 2 operai edili. A Ragusa, fermato un uomo che con un macete minacciava vigili e assistenti sociali. Bel tempo e sole per il primo ponte di maggio che ha favorito l'arrivo di numerosi turisti in Sicilia. Sino a domenica temperature quasi estive che invogliano a fare i primi tuffi. Intanto ad Agrigento, nella spiaggia di San Leone, è allarme per le acque nere che finiscono sulla sabbia. Nel cuore di Catania una mostra che rappresenta un viaggio nel tempo, nello spazio e nelle opere di Van Gogh che prendono vita grazie alla tecnologia. Un'esperienza immersiva, perfetta in questi giorni di festa. Calcio in Serie B, il Palermo cade in casa contro il Südtirol ma resta sesto in classifica. In C il Catania è pronto per l'esordio nei play-off contro il Giuliano. Domenica al Massimino si prevede il tutto esaurito. Bentrovati, lo avete sentito in apertura, ancora la tragedia familiare avvenuta a Mister Bianco nella Catanese. Si è concluso l'interrogatorio di convalida della donna accusata di aver ucciso la propria bambina di soli 7 mesi lanciandola dal balcone appunto di casa. Disperata la donna ha ammesso tutto. Unico testimone di quanto successo sarebbe stato il figlioletto di 7 anni che avrebbe inutilmente provato a fermare la madre. Orazio Longo. Mamma, che stai facendo? Sarebbero queste le parole del figlio di 7 anni rivolte alla propria madre con in braccio la sorellina di 7 mesi, testimone diretto della tragedia avvenuta 2 giorni fa a Mister Bianco in provincia di Catania. Il bambino avrebbe tentato di fermare senza riuscirci la quarantenne mamma nell'atto di mettere in pratica il tragico gesto, una ricostruzione sempre più drammatica di quanto avvenuto in quella casa del centro storico. La donna che ha ucciso la propria bambina di 7 mesi lanciandola dal balcone del terrazzo del 3° piano ha ammesso tutto davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. In uno stato di profonda disperazione ha affrontato un'ora di interrogatorio rispondendo a tutte le domande. La quarantenne è già sottoposta in passato a trattamento sanitario obbligatorio. Dallo scorso gennaio si trovava in condizione di amministrazione di sostegno sotto tutela del padre che è medico e del marito coamministratore. Avrebbe sofferto di depressione postpartum e secondo il racconto dei familiari da settembre scorso, da quando era nata la piccola Maria Rosa, non era mai stata lasciata da sola in casa, tant'è che neanche il giorno della tragedia era sola. Sembrerebbe infatti che il marito stesse riposando mentre la suocera si trovava in un'altra stanza e anche la zia sarebbe stata presente nella palazzina. La donna però avrebbe approfittato di un attimo di distrazione dei familiari per compiere l'insano gesto. È quanto emerge dall'inchiesta per omicidio volontario aggravato della Procura di Catania, coordinata dall'aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto Augusto Rio. Effettuato l'esame autoptico nei confronti del corpicino della bambina, è presumibile che venga condotta una perizia di capacità di intendere e di volere per la donna che è attualmente detenuta nel carcere di Piazza Lanza, ma che potrebbe essere trasferita in una struttura per l'esecuzione delle misure cautelari, le cosiddette REMS. E adesso nel Palermitano per parlare della strage di Monreale. Oggi i funerali di Salvatore, Andrea e Massimo uccisi a colpi di pistola. La rabbia dei familiari che dicono chiediamo giustizia ma non abbiamo fiducia nello Stato. Invece sul fronte giudiziario si cercano ancora i complici di Calvaruso. Ma ci dice tutto nel servizio Marco Gulla. Applausi all'arrivo e all'uscita delle bare di Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo, i 3 giovani uccisi nella notte tra sabato e domenica a Monreale. Oggi il paese è in ginocchio, come ha detto il sindaco. Dovevano essere giorni di festa per celebrare il Santissimo Crocifisso, si sono trasformati in giorni di lutto. A celebrare le esequie funebri è l'arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi. Perché tanta ingiustizia? Perché questa violenza? Uno striscione campeggia dinanzi il Duomo, basta con Gomorra e mare fuori, qui si muore davvero, non solo commozione ma soprattutto rabbia per quanto successo. Chiedo veramente, come è stato detto, alle istituzioni
istruzioni, quelli che ci comandano dall'alto, che non ho sentito soprattutto una vicinanza, niente, come se è tutto normale. È tutto normale per loro in Italia, tutto normale. Il fatto del perdono, che poco fa si parlava di perdonare. Ma come si può perdonare questa cosa? Io vorrei capire chi è che perdona. Non deve neanche Dio perdona questo. Quella sera non è possibile che non c'era neanche una pattuglia di polizia, perché tutto questo si sarebbe potuto evitare. Tutto questo si sarebbe potuto evitare. Finiscono i funerali e le bare dei 3 ragazzi uccisi sfilano per le vie del paese. Quella di Andrea Miceli, calciatore del Real Pioppo, viene portata al campo d'allenamento. Giudiziario, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, Calvaruso avrebbe agito insieme ad almeno 2 complici. Uno di loro sarebbe stato alla guida di una moto BMW GS nera modello vecchio e viene descritto da più testimoni come alto circa 1,90 m, con barba scura e folta. Entrambi, conducente e passeggero, avrebbero indossato il casco durante l'agguato. Uno di loro avrebbe detto di non sparare in aria, ma sulla folla. Nel Siracusano 2 agenti di polizia municipale aggrediti per una multa, ma a colpirli non è stato il proprietario dell'auto. Si tratta invece di 2 operai edili che alla vista dei vigili appunto sarebbero andati contro di loro per colpirli con calci e pugni. Una scena da Far West che arriva da Augusta e che vi proponiamo nel servizio di Francesca Loi. Via Giovanni Lavaggi, Augusta, ora di pranzo. L'aggressione davanti a decine di passanti. Vittime 2 agenti della polizia locale. Stavano multando un'auto parcheggiata in doppia fila ed è accaduto questo. A scagliarsi contro i 2 giovani agenti 2 operatori edili. L'auto non era loro, né conoscevano il proprietario. Alla vista delle divise avrebbero lasciato il loro lavoro in una palazzina vicina per scendere e colpire. Saremo inflessibili e perseguiteremo in ogni modo ogni persona che si è resa complice di questa indegna aggressione, ha scritto il sindaco Giuseppe Di Mare. Ma non è la prima volta che i vigili vengono presi di mira. Queste immagini, altrettanto forti, risalgono allo scorso ottobre. In piazza Adamo, a Catania, a 2 passi dal Duomo, aggrediti perché colpevoli, si fa per dire, di avere fatto una multa. E a Ragusa invece un uomo si barrica in casa e aggredisce a colpi di mannaia gli assistenti sociali e i vigili urbani intervenuti per aiutarlo. Veronica Barbarino. Si è barricato in casa armato di una grossa mannaia, minacciando chiunque si avvicinasse. Accade in centro storica a Ragusa, dove un uomo di 42 anni togolese, assistito dal servizio sociale, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha aggredito assistenti sociali e vigili urbani intervenuti per assisterlo. L'uomo, che vive solo, lontano dalla famiglia e con qualche problema di salute, era stato sfrattato dall'appartamento al piano terra di via Giambattista di Erna. Completamente fuori controllo, urlando, ha impugnato un macete, impedendo qualunque tentativo di approccio. A rendere la situazione ancora più critica la presenza nell'appartamento di 3 bombole di gas. Sul posto quindi sono accorsi carabinieri, polizia di Stato, vigili del fuoco e personale del 118. Con equipaggiamento antisommosse e manovre coordinate, le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nell'abitazione da più parti d'accesso. Bloccato e immobilizzato, il 42enne è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Angoscia e preoccupazione, soprattutto per chi lì ci vive con dei bambini. Non è il primo giorno che vengono carabinieri e ambulanze. Io abito qua con le bambine, giustamente abbiamo avuto anche paura di questo, perché il primo giorno no, prendete il coltello, cioè ci siamo anche spaventati, giustamente, come è giusto. Abbiamo sentito più che visto. Nei confronti dell'uomo è scattato il deferimento all'autorità giudiziaria eblea per i reati di violenza e minaccia nei confronti di pubblici ufficiali. Un uomo di 73 anni, Antonino Mario Danci, è morto in ospedale dopo essere caduto con la bici elettrica nella corsia del tram a Palermo in via Pollaci. È morto in ospedale per le gravi ferite riportate.
E adesso guardiamo queste immagini, sembrava una spaccata, invece il conducente dell'auto che ha sfondato la vetrina di un negozio in via Umberto a Catania ha perso il controllo del mezzo, probabilmente per un improvviso malore. L'uomo era impegnato in una manovra in retromarcia quando l'auto ha investito uno scooter e poi la corsa si è arrestata dentro il negozio, appunto, come abbiamo visto. Adesso cambiamo decisamente argomento, bel tempo, sole per il primo ponte di maggio che ha favorito l'arrivo di tantissimi turisti in Sicilia. Sino a domenica gli esperti promettono condizioni quasi estive, soltanto nei primi giorni della prossima settimana invece si potrà verificare qualche locale annuvolamento. Francesco Triolo. Il mese di maggio ha portato un primo vero anticipo di estate. Dopo un aprile piuttosto instabile, il mese appena entrato si caratterizza per un ponte lungo all'insegna del bel tempo, frutto questo anche di un campo di alte pressioni che abbraccia la regione. Tanto sole e peculiarità di questi giorni in Sicilia, un clima mite di giorno con massime anche oltre 25 gradi fino a domenica, poi un po' di instabilità pomeridiana, ma solo sulle aree interne e in particolare sul versante tirrenico e quello nord-occidentale dove si attenuerà l'alta pressione, una condizione che continuerà in linea generale anche per tutta la prossima settimana, anche se non sono esclusi occasionali locali temporali, soprattutto nella notte tra lunedì e martedì. Ma intanto possiamo goderci questi giorni di sole e temperature che favoriscono gite fuori porta e vacanze per chi ha optato per la Sicilia durante l'allettante ponte del 1° maggio. A Messina non si registrano nella giornata di oggi code agli imbarcaderi che sono attese per il pomeriggio e la serata di domenica. Oggi in porto non c'erano nemmeno navi da crociera e quindi la città è sembrata più tranquilla del solito. Caldo e sole, dicevamo che hanno invogliato tanti ad andare al mare. A San Leone però lido balneare di Agrigento è allarme. Le acque nere infatti finiscono sulla sabbia a pochi passi dalla riva. La denuncia dell'associazione Mare Amico. Davide Sardo. È uno spettacolo indegno quello che si ripete da giorni sulla spiaggia delle Dune a San Leone ad Agrigento. Acque nere che fuoriescono indisturbate sulla sabbia a pochi passi dal mare, proprio mentre la stagione balneare è alle porte. A denunciare con forza quanto sta accadendo è Mare Amico. Il responsabile dell'associazione ambientalista Claudio Lombardo spiega di aver allertato tutti gli enti competenti. Anche quest'anno assistiamo al solito sversamento fognario che attraverso il vallone Canne nella zona delle Dune di San Leone fa arrivare le acque fetide in mare. La cosa grave di quest'anno è che nessuno sta intervenendo, è intervenuta soltanto l'AICA per dirci che i loro impianti funzionano e hanno ritrovato un livello di inquinamento elevatissimo in mare. Chiediamo un intervento per scoprire chi sta inquinando il nostro mare. Un quadro sconcertante che lascia l'amaro in bocca. Intanto sulla spiaggia delle Dune la fogna continua a scorrere sotto gli occhi increduli di cittadini e turisti e il mare ancora una volta resta vittima dell'inerzia. Parliamo anche di aeroporti, situazione sempre più critica per lo scalo di Comiso. Aeroitalia è pronta infatti a lasciare lo scalo Ibleo che si ritroverà con soltanto 4 voli settimanali in estate. Veronica Barbarino. Ennesima battuta d'arresto per l'aeroporto di Comiso. Lo scalo ragusano, che da anni lotta per uscire dall'isolamento, vede ora la sospensione dell'esperienza con Aeroitalia. A quanto pare l'ultima rotazione per Milano-Bergamo avverrà il 13 maggio e il 14 per Roma-Fiumicino. Dopo di ciò i biglietti non sono più acquistabili. In quella che dovrebbe essere la stagione di boom per il turismo, a Comiso rimarranno solo 2 voli settimanali a maggio, uno per Lille e un volo charter per Sharm el Sheikh, e da giugno altri 2 voli, uno settimanale per Parigi e uno per Tirana. A intervenire duramente sul disagio è il sindaco di Acate, che come tanti altri passeggeri il 1° maggio è stato riprotetto su Catania per un volo Aeroitalia, il cui ritorno era previsto originariamente su Comiso. È un inconveniente
particolarmente fastidioso, ma al netto del fastidio per le centinaia di residenti nel territorio ibleo e non solo, anche per i turisti che avevano programmato le proprie vacanze all'interno del nostro territorio, c'è un dato politico che è allarmante. L'aeroporto di Comiso, a dispetto dei proclami, degli annunci, dei bandi, degli avvisi e quant'altro, ad oggi è praticamente chiuso. La vicenda ha acceso il dibattito tra gli utenti anche sui social, indignati da una mancata visione stabile e di lungo periodo per l'infrastruttura iblea, che rischia di isolare maggiormente questo lembo di Sicilia. Oggi a Catania la presentazione ufficiale del il nuovo comandante della Polizia Municipale. Intanto il sindaco Trantino annuncia la svolta. Da lunedì 12 scatteranno le ganasce per contrastare la sosta selvaggia. Tonino De Mano. Una camminata simbolica in via Etnea, il sindaco di Catania Trantino al centro, il nuovo comandante della Polizia Municipale Diego Peruga e il suo vice Stefano Blasco ai lati. Inizia così il nuovo corso di una città chiamata a voltare pagina alle voci sicurezza, decoro, ordine e rispetto delle regole. Per farlo serviranno anche maniere forti, ovvero l'introduzione delle ganasce per debellare la sosta selvaggia. Lo ha detto senza mezzi termini Trantino, che ha anche annunciato il progetto di una metropolitana leggera per collegare Catania all'Interland Etneo. Ora tutti sono chiamati a fare la propria parte. Questa Catania non può sostenere il modello di sviluppo improntato ai comportamenti del passato. È una città che vive nel caos, che è ultima nelle classifiche ambientali. Dobbiamo allora provare a invertire la rotta. Conclusa l'era Sorbino, Catania riparte dai nuovi vertici della Polizia Municipale. Vogliamo essere prossimi alla città di Catania, cioè essere presenti nelle strade, nei parchi, negli incroci, nei semafori. Quando si fa una sanzione, questo è lo strumento principale per fare la prevenzione. Arriveranno tantissimi vigili e a questo punto non ci sono più alibi, servono più controlli. Ed è quello che vogliamo fare. Lei arriva da Caltanissetta, si paracaduta in una città diversa, le tremano le gambe? Ho il peso della responsabilità di un ambiente sicuramente complesso e difficile, però vi garantisco che c'è grande determinazione e grande voglia di fare bene. Fondamentale anche l'apporto del suo vice, Stefano Blasco. Sarà proprio questo il compito, trovare nuove motivazioni al personale anziano e soprattutto dare a loro il piacere di motivare i giovani. Nella città per la città, questo è lo slogan di presentazione, dove prevenzione e repressione dovranno essere l'antitesi per il riscatto di Catania. In tour con Storie Invisibili torna il Banco del Mutuo Soccorso con una trilogia dedicata alle storie che non fanno rumore, che rappresentano il vivere quotidiano. I concerti a Catania lunedì 5, a Palermo martedì 6 e il 7. Ad Agrigento il servizio di Giusy Lazzara. Non mi svegliate, ve ne prego. Poesia e musica, quella del Banco del Mutuo Soccorso di ieri e di oggi. Mai finita la voglia di progettare, così nasce Storie Invisibili. Per Vittorio Nocenzi, leader e fondatore del banco, il racconto diventa una trilogia, con 3 album collegati uno all'altro, che danno voce alle storie che non fanno rumore. Nei testi delle canzoni ci sono uomini reali fotografati in momenti delle loro vite, nelle loro vicende personali o all'interno di periodi storici, per poter parlare di tutti noi, dei nostri tempi. L'idea nasce nel 2015, un anno molto duro per il banco, con la scomparsa di Francesco Di Giacomo e Rodolfo Maltese. La storia del gruppo però è pronta a rinnovarsi e a ripartire, con la voglia di progettare qualcosa di mai fatto prima. I concerti il 5 maggio a Catania al Teatro ABC, il 6 maggio a Palermo al Teatro Massimo, il 7 maggio ad Agrigento al Pala Congressi. E adesso l'arte nel cuore di Catania, una mostra che rappresenta un viaggio nel tempo, nello spazio e nelle opere di Van Gogh che prendono vita grazie alla tecnologia. Un'esperienza immersiva perfetta per chi in questi giorni festivi si gode la città da turista. Eva Spampinato.
immersi nelle opere di Vincent van Gogh, nel suo tormento, nel suo genio creativo, fin dentro il mondo e le ambientazioni che lui vedeva con gli occhi e viveva con il corpo prima di riportarle nelle sue iconiche tele. Nel cuore di Catania, all'interno della chiesa di San Giuseppe al Duomo in via Vittorio Emanuele II, a pochi passi dalla cattedrale, fino al 7 settembre si può visitare Van Gogh The Immersive Experience, un evento che rappresenta una vera e propria rivoluzione nell'approccio all'arte, capace di trasportare il visitatore dentro i mondi pittorici dell'artista olandese. Gli ospiti saranno prima circondati dalle opere che prendono vita, come la notte stellata sul Rodano, dove gli innamorati si muovono e le barche non sono ferme, ma vengono trasportate dalle onde. E poi arriva il momento di entrare fisicamente dentro la famosa stanza di Van Gogh grazie ai visori e alla realtà virtuale. Indossando questi occhiali, lo spettatore sarà catapultato, non senza un momento di smarrimento iniziale, nell'affascinante villaggio francese di Arles, dove Van Gogh ha trascorso alcuni dei suoi anni più intensi e creativi. Grazie alla multimedialità, lo spettatore diventa protagonista del racconto che scorre tra i colori e le pennellate di Van Gogh. Noi ci fermiamo per una breve pausa, tra poco la nostra pagina dedicata al calcio, al campionato di Serie B e poi la Serie C con il Catania che si prepara ai play-off. Vi aspetto. Bentrovati, adesso il calcio, la Serie B con il KO inatteso per il Palermo che al Barbera cade dinanzi al Südtirol. Rosanero in vantaggio nel primo tempo, poi la rimonta della squadra di Castori. Marco Gulla. Ci risiamo, è quello che sicuramente avrà pensato il tecnico del Palermo Alessio Dionisi al triplice fischio della gara con il Südtirol. Vince la formazione di Castori per 2-1 e vince in rimonta. Il Palermo in vantaggio grazie a questo bellissimo gol di Ceccaroni nel primo tempo, nella ripresa spegne il motore e permette agli avversari di pareggiare e poi segnare la rete del sorpasso su rigore con Gori. Il solito Palermo che non riesce a mantenere il vantaggio, Dionisi sbaglia cambi e gestione del match. Rosanero che comunque restano sesti, le dirette concorrenti perdono tutte. Brutto risultato e un brutto secondo tempo, potevamo far meglio, non ci abbiamo creduto nonostante degli errori, oggi siamo stati meno puliti, abbiamo fatto un discreto primo tempo, la cosa difficile era passare in vantaggio senza rischiare e questo l'avevamo fatto, eravamo stati bravi e secondo tempo sull'1-1 ci siamo innervositi e non deve succedere. E dire che il primo tempo del Palermo lasciava presagire ben altro, soprattutto dopo questa rete di Ceccaroni su assist di Poyampalo. Purtroppo il gol non ha portato punti alla squadra, quindi c'è un grande rammarico perché ovviamente a fine primo tempo ero molto contento, poi il risultato non ci dà una mano. Rosanero già a lavoro, domenica al Manuzzi c'è la sfida contro il Cesena. E adesso la Serie C, allenamento stamattina per il Catania che prepara invece la sfida contro il Giuliano, primo scoglio nei play-off, promozione domenica sera al Massimino. Francesco Triolo. È un nuovo campionato, la fase dei play-off, il Catania lo sa bene, occorrerà avere la mentalità giusta per giocarsi fino in fondo le proprie carte. I rossazzurri sono considerati da tutti una delle mine vaganti della seconda fase. Si parte domenica sera alle 20 con il Giuliano al Massimino, primo scoglio dell'avventura play-off. Di fronte il Catania avrà una squadra che pur calando nella parte finale della stagione regolare ha sempre espresso però buoni numeri mettendo a segno 51 gol, quarto miglior attacco del girone, dopo Potenza, Avellino e Crotone, ma anche subito tanto, 54 reti, peggio ha fatto solo il Latina. I rossazzurri arrivano sicuramente meglio alla sfida di domenica sera, ma nei playoff si sa tutto si azzera. Toscano ormai da un paio di partite ha trovato una certa quadratura del cerchio e quindi non dovrebbe esserci motivo di cambiare proprio all'esordio nei playoff. Celli a sinistra, Inglese davanti con Jimenez e Lunetta dietro, su questo l'allenatore rossazzurro ha lavorato sino a questa mattina. Dalla seduta di rifinitura e dalle parole in conferenza stampa del tecnico si potrà cercare di carpire qualcosa in più, come anche le sensazioni e l'atmosfera nello spogliatoio. Sul fronte tifosi c'è da registrare come dopo la fase di prelazione per gli abbonati sia partita la vendita libera. Si registrano poche disponibilità in curva nord e curva sud che dovrebbero quindi presentare il tutto esaurito, mentre per gli altri settori ancora c'è un buon numero di biglietti a disposizione per chi magari non è in città in questi giorni e li acquisterà proprio nell'imminenza della gara.
Breve pausa, torniamo tra poco con le altre notizie. Prima di chiudere, oggi tavolo di confronto al Mimit su Versalis tra il ministro Urso e le organizzazioni sindacali, che però non sembra convincere queste ultime. Infatti c'è una nota di FIOM CGIL che dice: nei prossimi giorni faremo assemblee tra i lavoratori di tutto l'indotto italiano per decidere le azioni da intraprendere. Queste appunto le parole della segretaria nazionale Barbara Tibaldi. Al termine di questo incontro il nodo resta sempre quello delle ricadute occupazionali su questa riconversione green degli impianti. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.